Il bonus IRPEF da 80 euro in busta paga per i lavoratori con un reddito fino a 26.000 euro ci costerà caro. Le amministrazioni locali della provincia di Venezia infatti dovranno fare a meno ogni anno fino al 2018 di oltre 11 milioni di euro ed è solo una voce del ricco capitolo che specifica i minori trasferimenti dello Stato agli enti locali. I sindaci già dal 2015 dovranno fare i conti con minori risorse e la scelta non sarà facile: tagliare i servizi o aumentare le tasse. A questo punto tanto vale che ci sia una gestione commissariale che però si trova comunque dei bilanci in attivo con, tanto per fare un esempio, più di 10 milioni di euro inspendibili. Qui faccio l'esempio di un comune di 27.300 abitanti. I primi cittadini dunque sono al lavoro per non toccare i servizi e mantenere inalterate le tasse, ma il 2015 sarà un anno difficilissimo. Fra le ipotesi in campo l'aumento dell'IMU su seconde case e attività produttive e il ritocco della Tasi. Stanno mettendo alla fame tutte le amministrazioni locali con un progetto anche centralista di accentramento dei poteri. E questo però fa sì che tutte le amministrazioni locali siano in grossissima difficoltà, soprattutto quelle che hanno i conti in ordine. A Venezia il commissario Zappalorto dovrà fare a meno di 17 milioni di euro e guarda caso non sa come mettere mano al bilancio. Ma non si salva nessuno: minori entrate a San Donà, a Portogruaro, a Chioggia. Venerdì vi trovate come ANCI, stenderete un duro documento da inviare a Roma. Ne stiamo già parlando e stiamo portando anche dei dati numerici. Si troverà l'ufficio di presidenza, il presidente della consulta finanza locale e il nostro consulente, che è il dottor Bellesia, che poi è un dirigente di un comune importante come Vicenza, che da sempre segue ANCI Veneto sui temi della fiscalità